Buonasera, in onda l'informazione in diretta della 7. Allora, con Marianna Aprile e il Presidente Conte siamo nel giorno giusto perché il Governo ha appena modificato gli obiettivi del PNRR, rimodulando il piano, riducendoli, e dunque il primo giudizio interessante è proprio su questo tema. È stata un'operazione che ha migliorato la possibilità di spesa dell'Italia, ci ha fatto perdere le opportunità, lo scopriamo dopo, ma ovviamente discuteremo con il Presidente Conte anche di tutti i temi roventi dell'attualità politica, il caso Santanchè, il caso La Russa. Cominciamo subito però dal PNRR che tutti se lo sono attribuito poi. No, Berlusconi ha detto lo faccio io, i governi che si sono succeduti, ma quella trattativa la fece lei. Come giudica questa chiusura del rapporto con l'Europa come viene annunciata oggi? Innanzitutto oggi è la certificazione del grave ritardo nell'attuazione del PNRR. Questo governo ha cercato di nascondere il tutto sotto un tappeto, i nodi sono venuti al pettine, ricordiamoci che da aprile doveva essere corrisposta la terza rata, non è stata corrisposta. Adesso c'è una correzione di tiro, la valuteremo. Però io dico ormai chiaramente stiamo rischiando la grande credibilità che avevamo conseguito durante la pandemia con l'Unione Europea. Questo governo cosa ha fatto? Anziché mettersi, predisporsi con tutte le forze che erano disponibili, io ho lanciato un appello 3 mesi fa, alcuni mesi fa, anche sul più autorevole quotidiano, siamo disponibili, questo è il piano nazionale, non è il piano di questo governo. Questo è il piano per rilanciare la nostra economia, dopo che siamo stati sempre sofferenti negli scorsi decenni e in più ovviamente durante la pandemia avevamo la possibilità di rilanciarci. Questo governo invece sta facendo degli errori e sta dimostrando arroganza. L'errore per esempio è stato da parte della Meloni di portare il tutto in corso di attuazione quando si è insediata dal MEF, la cabina di regia, dal MEF a Chigi. Grande errore, perché non serve prendere all'ultimo minuto 80, 100 persone, esperti che chiami tu perché non ti fidi del MEF. Il MEF ha le strutture. Spieghiamo dal Ministero dell'Economia alla cabina di Palazzo Allora, Chigi. il Ministero dell'Economia... Ed è interessante che lo dica lei che era a Palazzo Chigi. Assolutamente, però una cosa è che nasceva a Palazzo Chigi, nasceva una cabina di regia a Palazzo Chigi coinvolgendo anche il MEF. Un'altra cosa è che è stato poi insediato da Draghi presso il MEF e in corso d'attuazione sposti la cabina di regia per portarla a Chigi. È stato un errore. E questo secondo me è stato un errore perché ha ritardato ulteriormente. Poi, altro problema. Io avevo detto anche alla Meloni, avevo detto a Draghi, guardate, l'unico modo in Italia per realizzare un sistema efficiente, per realizzare questo piano è realizzare un sistema efficiente di monitoraggio. Cioè il monitoraggio, non solo la Corte dei Conti è necessaria, ma io direi di più, un monitoraggio pubblico che tutti quanti i cittadini, l'opinione pubblica possa seguire il cronoprogramma di tutti i progetti. Perché soltanto quando avremo un progetto che va in ritardo, scatta l'allarme, scatta la lampadina arancione con un nome del funzionario pubblico, allora è l'opinione pubblica che crea la pressione su quel funzionario. Tu da Chigi non puoi pensare di avere sotto controllo tutto e soprattutto non accettare neppure il nostro contributo, delle opposizioni e del Movimento 5 Stelle in particolare. Si è assunto una grande responsabilità, ma a pagarne le spese sarà il Paese. Però ritardi a parte, insomma, a parte il tempo perso per spostare le cabine di regia e per prendere le misure, perché anche le elezioni all'improvviso non hanno aiutato lo svolgimento del piano probabilmente, però ci sono dei fattori oggettivi tipo l'inflazione che hanno cambiato un po' in corso d'opera i costi dei progetti, quindi non crede che da questo punto di vista la rinegoziazione fosse in qualche modo necessaria? Guardi, quello è una minima parte, su quello l'Europa ci viene dietro. Perché è ovvio che è un problema che stanno affrontando anche altri paesi. Quindi non è quello il tema. Il tema invece è un ritardo complessivo in tutti i progetti. Costruttivo. Veniamo, sediamoci. L'unica cosa, vediamo le carte insieme e siamo disponibili. A quel punto lì invece non c'è stata nessuna disponibilità. Però attenzione, una proposta l'abbiamo lanciata lo stesso. Crediti d'imposta per le imprese. Sicuramente possiamo rimodulare alcuni investimenti per favorire i crediti d'imposta perché è una misura questa che favorisce la competitività delle nostre imprese, è spendibile immediatamente. Tenete conto che negli Stati Uniti l'Inflation Reduction Act, con cui Biden sta spingendo tantissimi investimenti per rilanciare le imprese americane, è tutta costruita, ci ha detto l'Internal Revenue Service, sarebbe la nostra agenzia delle entrate,
tutta costruita sui crediti d'imposta, cedibili, liberamente negoziabili. Quello che abbiamo fatto noi. Questo governo che ha fatto invece ha Superbonus, chiuso la cedibilità. l'ha stoppato, e quindi il risultato qual è? Che ci sono delle imprese disperate, esodati delle imprese, famiglie che stanno con i lavori bloccati, tra l'altro stanno manifestando davanti al Ministero. Io domani sarò al Ministero, al MEF, con gli esodati del Superbonus. Con loro assolutamente, perché è una battaglia giustissima. Passiamo alla giustizia. Il centrodestra ha detto più o meno apertamente, ma sostanzialmente questo: ci sono tante inchieste che colpiscono la destra, la sinistra, il PD e il Movimento 5 Stelle hanno rapporti con questi magistrati che fanno opposizione e colpiscono gli esponenti più in vista, a cominciare da La Russa alla Santanchè. Le torna questo racconto? Assolutamente no. La dobbiamo smettere, questo Paese la deve smettere di dire che la magistratura sopravanza e invade la sfera della politica e la politica deve riprendersi il suo posto. La politica il suo posto ce l'ha e nessuno lo toglie. Se ci sono delle inchieste specifiche, ma queste inchieste hanno riguardato anche il sottoscritto, ma voi avete mai sentito dire una parola contro la magistratura? C'è stata la Procura di Bergamo che ha indagato sulla vicenda e la gestione della pandemia per oltre 2 anni, quasi 3 anni. Hanno acquisito migliaia di documenti e testimonianze. Mi avete sentito dire una parola contro la Procura di Bergamo? Ovviamente la Procura ha fatto il suo corso. Io ho detto sono a disposizione della magistratura. Sono venuti anche a sentirmi come testimone quando ero Presidente del Consiglio a Chigi. Avete mai sentito una qualche arroganza del potere? No, assolutamente. Il risultato è stato che sono andato lì, ho spiegato a testa alta, ne sono uscito a testa alta, con un provvedimento del Tribunale dei Ministri di Brescia che ha dato atto che tutte le nostre decisioni sono state ragionevoli, adeguate all'emergenza e hanno riconosciuto il massimo impegno in quel contesto. Ora, perché adesso, se la magistratura invece indaga, è un problema, se indaga sulla Santanchè è un problema? Perché è un esponente di governo? Perché se la magistratura, facendo le verifiche nel quadro del sistema giudiziario, riconosce quello che noi abbiamo detto all'inizio, che Del Mastro ha rivelato un'informazione che non doveva rivelare, perché è un'informazione assolutamente riservata, carpita tra coloro che sono al 41 bis, l'ha utilizzata per trasmetterla a Donzelli e Donzelli l'ha utilizzata contro la forza dell'opposizione alla Camera, contro il PD il giorno dopo. Ma signori, ma sono cose evidenti. Che cosa vogliamo? In questo momento la Meloni si sta assumendo una grande responsabilità perché il suo silenzio offende le istituzioni, perché non sta dicendo nulla. Ricordiamoci, lo ricordo ai telespettatori, perché non parla? Perché lei faccio un solo esempio, cosa? guardi, non parla? La Meloni, quando faccio un solo esempio, ogni stormir di fronde, ogni ministro, una buccia di banale, la più stupida, interveniva per chiedere dimissioni. Addirittura c'è stata una ministra, ve la ricordate? La Josefa Idem, come no? per 3.000 euro di IMU non pagata, c'è stato un equivoco, non so che era successo, doveva assolutamente per la Meloni dimettersi e fu assolutamente aggressiva e fu costretta alle dimissioni. Ora ditemi che cosa vogliamo... Sono certa della buona fede, la Idem scriveva ma le dimissioni sarebbero auspicabili. Perfetto, responsabilità politica. Adesso invece che cosa serve? Non serve più un atto di serve un atto di responsabilità politica. Guardate che la Santanchè, attenzione, questo non è giustizialismo, spieghiamolo ai cittadini. Questa è responsabilità politica, perché la Santanchè è venuta in Parlamento per tutte le accuse gravi, circostanziate che sono state sin qui acquisite e formulate pubblicamente, avrebbe dovuto rispondere puntualmente. Cosa ha fatto? Addirittura è venuta al Senato e ha mentito. Ha mentito per quanto riguarda il fatto che non avesse ruoli operativi e i dipendenti hanno detto che ogni 15 giorni facevano riunioni con lei. Era lei la proprietaria, il referente della società. Poi ancora ha mentito sui compensi, ha mentito sugli ammortizzatori sociali, sul Covid, cassa integrazione, e in più ha detto che non è più in conflitto di interessi. Adesso si scopre anche che è in conflitto di interessi, perché il Twiga viene utilizzato da una nuova società per ripianare le perdite. Tra poco ci raggiunge Sigfrido Ranucci e facciamo un fact-checking. Ma fatemi anticipare qualcosa. No, io non posso non approfittare di lei. Io faccio il politico, lui fa il giornalista, ognuno fa il suo ruolo, giusto? Allora io chiedo le dimissioni della Santanchè, perché se la Meloni in questo momento non prende la situazione in mano, disonora le istituzioni. La voglio portare e noi non esattamente possiamo su questo. permetterci, siccome
poi loro ripeto che sono patrioti, tengono al paese nostro, alla credibilità internazionale. La credibilità internazionale passa anche da questo. In altri paesi, i nostri paesi anche limitrofi, confinanti, una cosa del genere non sarebbe ammissibile. A me non interessa nulla delle vicende giudiziarie. Lei dice che c'è odio sociale perché è un'imprenditrice di successo, era il cardine del No, suo guardi, sforzo questa al Senato. cosa io non voglio alimentare l'odio sociale. A me non interessa nulla se lei è simpatica o antipatica. Io non ne faccio una questione di simpatia e antipatia personale. Io ne faccio una questione che una persona che ha gestito le imprese in quel modo, una persona che andava in TV a offendere... Quindi lei la colpevolizza anche perché è fallita? No, assolutamente. Quella è una vicenda... Ascolti, chiariamolo, quella è una vicenda giudiziaria. La vicenda societaria farà il suo corso. Domani mattina può arrivare un terzo, guarda, io sono un tecnico... Sì. Può arrivare un terzo imprenditore, assuntore e mette tutto in salvezza. Non è un problema di fallimento o non fallimento, perché le imprese possono anche non avere successo dal punto di vista delle performance imprenditoriali. Il problema, lei ha dimostrato una gestione così disinvolta e soprattutto è venuto in Parlamento a mentire, e questo un ministro non lo può fare. Tanto più un ministro che quando durante la gestione Covid, durante il Conte 2, andava in TV addirittura a offendere i percettori di reddito dicendo si vergogni, si ricorda in quella trasmissione? Di fronte al figlio, certo. Lei si deve vergognare di fronte ai suoi figli che prende il reddito di cittadinanza. Ma si vergogna, ma scusi, ma allora lei di che cosa si deve vergognare? Ma non ha una soglia di vergogna anche la ministra Santanchè? Cosa dobbiamo? Vergognarci per un padre di famiglia che non riesce a sfamare i suoi figli? O dobbiamo invece vergognarci per chi vuole gestire attività imprenditoriali, calpestando i diritti dei lavoratori? Critica la casa al Pantheon, no, guardi, critica la Maserati. Guardi, lei, però, scusi, molto simpaticamente, io non critico assolutamente il lusso, perché qui non è una questione di lotta di classe, è questione di onore e disciplina e di responsabilità politica. Intanto quando ha detto che voleva condurre lei, evidentemente era sincero, perché non è sul caso Santanchè. Cioè, la ministra si dimetterà sulla base della sua... Io mi sorprendo di come la Meloni sia ancora in silenzio e non abbia preso la situazione in mano. Questo suo silenzio, ripeto, disonora le Lei da istituzioni. Presidente del Consiglio avrebbe consigliato a una sua ministra del suo partito, non di un partito alleato, le dimissioni in un caso del genere? Ma le avrei pretese immediatamente. È successo per Siri, che non era del Movimento 5 Stelle, ma vorrei ricordare che in quel momento io non avevo nessuna testa, non ero nessun partito. Io ho chiamato Siri, mi sono fatto spiegare, abbiamo analizzato la cosa e gli ho detto immediatamente. Perché? Quindi non è Qual era il discrimine? Il discrimine era che in quel momento non è un problema di avviso di garanzia, perché l'avviso di garanzia può arrivare a tutti, perché e se no dicono basta un avviso di garanzia e non significa nulla. Bisogna valutare, ho valutato con lui, ho ritenuto con lui, poi ovviamente lui ha resistito e sono stato costretto a chiederne pubblicamente le dimissioni, a disporne le dimissioni, perché era così grave l'accusa che non poteva continuare a esercitare le funzioni di governo. Non poteva continuare a essere membro di governo. Diciamo, dello standing con cui si esercitano le funzioni istituzionali, questa è stata la settimana, quella appena conclusa, in cui si è molto discusso della nota di Ignazio La Russa a proposito della vicenda che ha coinvolto suo figlio. All'epoca in cui a ragionare più da papà che da esponente politico fu Beppe Grillo, a proposito della vicenda che ha riguardato il suo di figlio, lei criticò quella presa di posizione. Le sembrano paragonabili le due uscite e come giudica quella di La Russa? Guardi, come lei ha ricordato, io uscii con una chiara nota in cui riferì che comprendevo perfettamente, perché conosco le sensibilità di Beppe Grillo, e sicuramente quel video, secondo me, non gli restituì appieno tutte le sue sensibilità, perché in quel momento si concentrò molto sulla sua sofferenza di padre. Credo che poi, ecco, le vicende sono diverse, perché lì c'era, credo, un anno addirittura di indagini, e teniamo conto, più le indagini si allungano, voi immaginate la sofferenza di una famiglia. Questo vale per il ragazzo, ma vale anche per la presunta vittima, attenzione. E dissi, sicuramente, però poi intervenni a dire, per quanto riguarda la linea del Movimento 5 Stelle, due sono principi fondamentali per noi. Il rispetto dell'autonomia della magistratura, che deve andare avanti con le sue verifiche giudiziarie,
E rispetto anche bisogna tener conto ovviamente della presunta vittima, ovviamente dei suoi familiari, perché noi abbiamo lavorato tantissimo per rafforzare col codice rosso, il codice rosso l'abbiamo varato sotto il mio governo, per rafforzare L'hanno votato anche quel le forze di sistema maggioranza di garanzie di per la oggi. vittima. Ora, nella questione di La Russa, qual è la peculiarità? Uno dice ha parlato da padre, bisogna capirlo, però attenzione, attenzione, no, perché lui innanzitutto, prima che partissero le indagini, non è passato un anno, non c'è l'esasperazione e l'invocazione che si risolva subito con l'accertamento giudiziario. Quindi ha voluto preliminarmente entrare a gamba tesa. Un'intimidazione, lei dice, alla magistratura? No, attenzione, ha parlato da avvocato penalista e poi ovviamente non l'ha dichiarato, ma da Presidente del Senato. E ha detto, io ho già fatto tutto, ho interrogato mio figlio, non c'è nessun problema, nessun rilievo penale. Ora mi dite un attimo, lui si incontrerà col procuratore di Milano nelle varie cerimonie pubbliche a Milano, ma mi dite se questo non può essere anche un modo per condizionare un'indagine che sta nascendo, si sta sviluppando? Questa è un'accusa grave. Questa è un'accusa molto grave. Ditemi, lei si sente... ne può derivare un condizionamento psicologico o no? Rispetto a questa seconda carica del dello Presidente Stato. del Senato, la seconda carica dello Stato o no? È quello che ha detto Quindi, il padre voglio dire, della ragazza. lui doveva essere Presidente molto Conte, più il prudente. padre della ragazza ha detto proprio questo: noi non intendiamo fare sconti e non vogliamo farci intimidire dalla forza di questa carica. Ripeto, ha parlato addirittura da avvocato penalista, quindi con la sua, ha voluto mettere sul piatto una sua personale competenza giuridica, e ha parlato dal Presidente del Senato. Secondo me è stata un'uscita questa del tutto inopportuna. Ricordiamoci che Grillo è una situazione completamente diversa. Che incarico pubblico aveva, che carica aveva istituzionale aveva Grillo? Possiamo pensare che Grillo con quell'uscita abbia condizionato qualcuno? Era il capo politico del partito che esprimeva il Ministro della Giustizia, esattamente come io ho sempre detto, la linea politica la faccio io, Grillo è garante, grazie. All'epoca no, però, Presidente. L'ha appena detto lei che all'epoca era... Ma non è mai stato il leader politico il prima politico, era Di Maio, dopo è stato Crimi Reggente e poi sono subentrato io. Non era uno di passaggio, Grillo, comunque va bene. Assolutamente non sto dicendo questo, però non aveva assolutamente un incarico istituzionale come addirittura la seconda carica dello Stato, mi permetta. L'ha colpita anche il fatto che il ministro Abodi, ministro dello sport, sia entrato addirittura nella vicenda dell'unico calciatore del mondo, Ian To, che ha dichiarato la sua omosessualità e abbia detto che non gli piacciono le ostentazioni? Poi ho visto che ha cercato di correggere il tiro. Guardi, il problema è più generale. Sicuramente c'è una cultura che sta esprimendo questo governo, queste forze di maggioranza, una cultura che sul piano del percorso dei diritti civili c'è ancora un certo cammino da fare. Soprattutto al di là adesso dell'uscita estemporanea e infelice. Sono arretrati? Sono omofobi? Che cosa guardate, sono? ma insomma, ragionare di sostituzione etnica. Dica quello che pensa. Lo sto dicendo se non mi interrompe. Allora, è chiaro che ci sono tante uscite che esprimono una cultura reazionaria in senso stretto. Una cultura codina, ecco, se vogliamo usare un altro concetto. Cioè, sostituzione etnica, pensare che questa nostra comunità debba ancora difendersi da invasori, pensare che Soros sia il complotto di Soros, sia a monte di tutte le vicende finanziarie. Cioè, dimostrano che evidentemente un percorso ancora sul piano culturale queste forze di maggioranza lo devono fare. Posso chiederle, perché appunto il Movimento 5 Stelle e penso a Chiara Appendino, ma anche molti altri esponenti del movimento che lei presiede, hanno messo la faccia, diciamo, sulla difesa dei diritti della comunità LGBTQ+, e tutto il resto. Mi scuso per non aggiungere tutte le lettere che seguono. Lei però in quelle piazze non c'è mai andato fisicamente, eppure frequenta convintamente molte altre piazze. Perché? No, allora, l'ultima volta poi è capitato anche un impegno concomitante e l'ho dichiarato, ma è stato dire una casualità, ci potrei assolutamente andare. Credo che più che la mia presenza in una giornata del Pride vale quello che abbiamo scritto nella nostra manifesto per la campagna elettorale e nella nostra carta dei principi e dei valori. È scritto un concetto bellissimo: ciascuno è libero di amare e di essere amato per quello che è. Noi abbiamo
ovviamente anche il matrimonio egualitario l'abbiamo portato in campagna elettorale e tantissime altre forme di garanzia e rafforzamento contro ogni forma di discriminazione. Quindi da questo punto di vista credo che conti più questo, più che salire su un palco e come dire, dire due parole d'occasione. Ecco. Parliamo di ciò che vi divide dal PD. È il tema della guerra delle armi dell'Ucraina. In Europa il vostro gruppo ha votato contro la direttiva che consente ai paesi europei di usare i fondi del PNRR e della coesione sociale per comprare delle armi. Il PD si è spaccato e una parte del gruppo, la maggioranza, fra l'altro non ha seguito l'indicazione della Schlein. Non teme che questo possa rovinare il rapporto fra alleati? Guardi, io spero di no, credo di no, perché su questo noi siamo assolutamente convinti che questa escalation militare non ci porti a nulla. E adesso attenzione, sta succedendo una cosa. Stoltenberg si è detto, adesso c'è a Vilnius, no, il summit della NATO, e tutto in modo lusinghiero ha detto noi abbiamo incrementato le spese di oltre l'8%, in realtà molto di più. Noi siamo passati da 245 miliardi di dollari l'anno scorso, adesso siamo a 293 miliardi di dollari all'interno della NATO. In tutto il mondo c'è una spesa record, una corsa folle al riarmo, che noi da subito abbiamo cercato di fermare. Adesso loro hanno certificato all'interno della NATO che quel tendenziale per cui tutti i paesi devono arrivare tendenzialmente entro il 2% del PIL da dedicare alle spese militari è soltanto un punto di partenza, è il minimo che ciascun paese deve garantire. Ora ditemi, qui andremo a finire con questo governo che ha sposato questa linea bellicista, andremo a finire che il PNR non riusciamo a realizzarlo e verrà convertito in armi e munizioni. Ora ditemi, secondo voi il nostro paese, che è stato fanalino di coda in tutte le classifiche per quanto riguarda il benessere psichico, sociale dei cittadini, la qualità di vita, può rilanciarsi producendo e distinguendosi per la fabbricazione di armi e munizioni? Però lei sa che cosa le dicono, questo deve rispondere. E che cosa mi dicono? Mi dicono Conte, tante falsità. Prego. Lei non vuole spendere soldi per difendere l'Ucraina, lei vuole far vincere Putin? Assolutamente no, assolutamente no. Però quello che voglio dire, attenzione, adesso Putin non è che ultimamente se l'è passata molto bene, l'abbiamo visto, questo era il momento, almeno adesso dico, vogliamo insistere per una svolta negoziale? Vogliamo insistere per costruire i presupposti per una via d'uscita? Scusi, ma a parte Putin, chi è che dice di no a questa via? A parte Putin, chi è che dice di no a una via negoziale? Quindi lei ha visto che c'è qualcuno che si sta impegnando in direzione negoziale? Ma se addirittura, scusi, Zelensky è venuto in Italia, ha incontrato il Papa e gli ha dato uno schiaffo un attimo dopo dicendo non voglio nessuna mediazione al Vaticano. Cioè Zelensky che non vuole la pace, non scusi, Putin che gli invade l'Ucraina. Credo che lei come me segue anche la cronaca, la domanda è Zelensky al di là di informazioni più più riservate, se in questo momento c'è la convinzione di poter vincere una guerra, di poter battere la Russia, scusi, non di battere la Russia, di riprendersi la propria terra, che insomma è diverso che battere la Russia. No, ascolti, la propria terra si può difendere in mille modi, anche con un negoziato in cui ci si siede e in modo duro si parte dal presupposto di tutelare la sovranità, l'integrità territoriale dell'Ucraina. Nessuno ha detto di sedersi a un negoziato e dire ecco qui, svendiamo l'Ucraina. Sì o no rapidissimo perché abbiamo un sacco di cose ancora da chiederle, ma secondo lei se domani Zelensky invitasse Putin a questo famoso tavolo, Putin si siederebbe? Secondo me in questo momento ci sono tutti i presupposti per costruire una svolta negoziale. Adesso più di prima. Allora, ciò che vi unisce invece è il salario minimo. La vostra manifestazione di Roma ha visto la Schlein ospite in una delegazione anche attaccata per essere venuta. C'è stato un abbraccio che quasi l'ha compromessa. Lei ci dica questa scaltrezza. Lei sapeva che con quell'abbraccio alla Schlein avrebbe creato, guardi, addirittura un bacio, un problema politico. Ma secondo lei io posso sapere che una manifestazione che si intitola Basta vite precarie, in cui parleranno persone che perdono il reddito di cittadinanza, noi abbiamo fatto parlare sul palco persone che sono sottopagate a 2, 3, 4 euro lordi l'ora, abbiamo fatto parlare ragazzi, donne che passano di contratto precario in contratto precario e questo governo ha varato il 1° maggio un decreto precariato.
tutte queste persone qui che hanno parlato, potevo mai pensare che se la Schlein venisse a salutarci, perché lei è un comunicatore, si scatenava lo sa, perché questo quell'abbraccio era un gesto all'interno del forte. PD. Sì, c'è qualcosa in questo momento che va la registrato. manifestazione era molto bella, le testimonianze io l'ho vista, era straordinario, ma lei sapeva che con quell'abbraccio fisico, il leader dei 5 Stelle che abbraccia il leader del PD, un effetto ci sarebbe stato, lo sapeva questo. Ma quindi dalla mattina alla sera ci chiedete di parlarci con la Schlein, vi siete incontrati, vi siete abbracciati, avete parlato, ma perché non vi telefonate? Poi c'è l'abbraccio e poi quindi mi volete attribuire addirittura, adesso un po' provocatoriamente, lei mi vuole attribuire la consapevolezza di aver ingannato la Schlein, portata in un No, guardi, questa cosa la rigetto al mittente. Abbiamo 3 minuti e mezzo, Presidente, ma ancora un sacco di cose, tra cui la card varata oggi, su cui vorremmo la presa in giro, varata oggi. Ci arriviamo subito, però prima una risposta lapidaria su questo sondaggio. Questo è un sondaggio dagli elettori del PD, SVG. Secondo cui il 64 elettori del PD su 100 vorrebbero un'alleanza Movimento 5 Stelle PD con una crescita di 16 punti rispetto a ottobre. La domanda secca e la risposta, spero altrettanto così parliamo della card, cioè dell'imbroglio che dice lei, gli elettori del Movimento 5 Stelle risponderebbero allo stesso modo? Gli elettori del Movimento 5 Stelle potrebbero, secondo me, anche loro in maggioranza rispondere sia al dialogo col PD. Alleanza, dice, no dialogo. C'è scritto? Alleanza. 16% in più rispetto a ottobre, il 16% in più degli elettori del PD vogliono quell'abbraccio. Diciamo che direi consapevolmente si sono resi conto che qualche errore dai vertici del PD è stato compiuto in quel periodo lì, stiamo parlando dell'ottobre 2022. A proposito di errori, vediamo una clip. Il problema principale che ha impattato sulle famiglie italiane quest'anno è stato l'inflazione ed è un tema al quale il governo ha dedicato diverse misure. Oggi ce n'è una che riguarda particolarmente quel 1.300.000 famiglie che hanno maggiori difficoltà nell'acquisto dei generi di prima necessità, il famoso caro carrello. Abbiamo investito 500 milioni di euro per aiutare queste famiglie e sarà disponibile presso gli uffici delle poste italiane la carta dedicata a te. È una carta che si attiva e che consente a queste famiglie di avere circa 400 euro da poter spendere negli esercizi commerciali per l'acquisto dei generi di prima necessità. Noi ci siamo, noi cerchiamo di fare del nostro meglio per dare una mano. Perché l'ha definito imbroglio? Guarda, io trovo veramente sconcertante. Innanzitutto trovo ma assolutamente sconcertante un Presidente del Consiglio che sparisce dalla circolazione, non fa conferenze stampa da mesi, perché? Si sottrae alle domande e si risponde a lei che è un giornalista, che non risponde alle domande da mesi, sparisce, non parla di Santanchè, non parla di El Masso, tutti i problemi eccetera che abbiamo, viene in Parlamento il giorno dopo, l'ultima volta che l'abbiamo vista, il giorno dopo era per le comunicazioni al Consiglio europeo, non ci ha spiegato se vuole rinnovare o no l'accordo con i cinesi, non ci ha spiegato cosa vuole fare del patto di stabilità e crescita, non ci ha spiegato cosa vuole fare del MES, nulla di nulla, si sveglia, fa un video, lo manda e prende in giro chi? Coloro che ha tolto il reddito di cittadinanza. Cioè abbiamo 500 milioni in 500.000, scusate, cittadini italiani in assoluta povertà, hanno tolto il reddito di cittadinanza e adesso li prende in giro. Al posto del reddito di cittadinanza vi do un bonus, lei era contrario ai bonus, vi do questo bonus, vi prendo io in giro, venite qui, 383 euro, questo è il governo una tantum. Con questi 383 euro cavatevela voi nei prossimi mesi. Cosa ci faranno famiglie in povertà? Questa card non andrà ai percettori di reddito. Ma questo è sconcertante. C'è un'altra cosa. Quindi allora loro ammettono che c'è un problema di povertà, hanno fatto cassa prelevando sino a 3 miliardi sulla pelle delle persone in povertà e oggi dicono la soluzione però riconosciamo che il problema poi in effetti c'è. E vediamo la card. Vi diamo 383 euro, una tanto. È una vergogna, lo possiamo dire. Non ha paura che qualcuno dica meno male che però qualcosa ci dà, brutti, sporchi e cattivi? Ma secondo lei una mancetta del genere risolve il problema della sopravvivenza di chi è in povertà? Su questa domanda siamo costretti a chiudere, anche Cos'è perché la Caritas di Stato? La risposta Abbiamo sarebbe istituito la troppo Caritas lunga. di Stato? La risposta sarebbe molto lunga. Noi ringraziamo il Presidente Conte per essere stato Grazie con noi, a voi. è già rinvitato nel corso Grazie dell'estate quando vorrà.